Rieccoci in diretta con questa edizione straordinaria, vi accompagneremo fino alle 21, poco meno, insomma, alle 21 circa per chiudere le fila del discorso di oggi, un discorso, una giornata nella quale, oltre purtroppo a darvi come di consueto l'aggiornamento dei contagiati, siamo a 2246 con 487 persone ricoverate, 136 in terapia intensiva e purtroppo 66 decessi, con più 3 decessi rispetto a questa mattina. È stata una giornata nella quale, vi ricordo, il governatore Luca Zaia ha diciamo, spiegato il cosiddetto piano Marshall della sanità veneta per l'emergenza coronavirus che aveva annunciato ieri, ma ha spiegato insomma, nel dettaglio la creazione, dunque il progetto di creare in forma ovviamente come forma prudenziale, ma per essere preparati alla tempesta eventuale in arrivo, la creazione di questi hospice, o meglio questi hub per il Covid-19, ospedali insomma in ogni provincia, degli ospedali dedicati alla cura dei malati gravi di coronavirus nel momento in cui non ci sarà quindi posto nelle terapie intensive, in modo da creare degli hub, degli ospedali dedicati e quindi avere 11, sono 11 nelle varie province del Veneto, delle strutture adeguate con la riattivazione poi di ex ospedali che potrebbero servire non per il coronavirus in questo caso ma per gli altri malati. È una prospettiva, è un piano deciso in questi ultimi giorni proprio per affrontare il picco in arrivo. Allora, ci colleghiamo al telefono per un altro aggiornamento importante riguardo alla mobilità, ovviamente per quanto ridotta di queste settimane, con Lorenzo Maier che ci parla. Buonasera Lorenzo. Buonasera, buonasera. Della riduzione dei servizi vaporetti autobus a Venezia, è così? È stato mandata la nota di ACTV in queste ore, raccontaci. Un'oretta fa circa ACTV, che era di trasporto pubblico locale, ha mandato una lettera che potrete trovare nel sito internet dell'azienda nel dettaglio, che annuncia da martedì, quindi domani sono ancora gli orari precedenti, che annunciano da martedì un'ulteriore stretta sui trasporti. Anche per la navigazione ci sono alcune linee che fanno una corsa all'ora anziché le solite 3 o 4 corse orarie, e fa un po' il paio con quello che dicevamo qualche ora fa rispetto anche all'affollamento per quanto riguarda il mezzo, l'autobus di Pellestrina dei lavoratori. Un'ulteriore stretta che, come ha precisato l'azienda, dipende, è una conseguenza di quanto la Regione ha previsto, perché si vuole non incentivare le persone a muoversi, ecco, quindi fatto salvo gli orari di punta, dove immaginiamo che i servizi vengano comunque confermati e dove, come diceva qualche giorno fa anche l'assessore regionale De Berti, le aziende e quindi anche ACTV si dovrà attrezzare per quanto riguarda gli autobus per far sì di fare la stessa corsa anche con più mezzi qualora servisse per mantenere le distanze che sono richieste dal decreto del Consiglio dei Ministri. Ovviamente per la navigazione fa un po' storia a sé, perché è molto più complicato ovviamente gestire le linee d'acqua, però c'è stata una stretta ulteriore per tutta la giornata, direi, salvo per le fasce orarie di punta dalle 6 alle 8, dove la riduzione c'è stata comunque, ma in percentuale diciamo inferiore, per tutto l'arco della giornata. Quindi non parliamo solo dell'orario serale dopo cena, ma anche a mezzogiorno, nel pomeriggio le linee di navigazione saranno con il contagocce. Ecco, allora ti leggo un attimo l'ANSA, sì. Resta in linea così poi mi confermi la nota che dice: orario festivo in vigore tutta la settimana per gli autobus, corse ridotte e sospensioni di alcune linee per i vaporetti. Sono le modifiche ai servizi decise a partire da martedì 17, come dicevi tu, dalla CTV.
conseguente alle misure di contenimento della mobilità e di rispetto delle distanze di sicurezza. Per gli autobus la modifica più rilevante, parliamo di ACTV, riguarda l'introduzione dell'orario ordinario festivo tutti i giorni, oltre a sospensioni per le circolari notturne. Quanto ai vaporetti, al fine di mantenere i servizi essenziali e agevolare i flussi pendolari, vengono mantenute regolari le corse della linea 1, ma ogni 20 minuti dalle 20, e modificata la linea 2 che effettuerà esclusivamente servizio di spola, più frequente nelle fasce pendolari, con le fermate più importanti. Altre linee come la 3, 6, 10 e 15, parliamo sempre di vaporetti, sono invece momentaneamente sospese. E questo è il quadro, Lorenzo? Esattamente, poi credo ci sia anche una nota sulla linea 5.2 e 5.1. Chiaramente ricordiamolo per chi magari non viene frequentemente a Venezia, i collegamenti tra le isole e il centro storico sono comunque garantiti, però certo. Per quanto riguarda le linee che fanno tutte le fermate, ecco, diciamo dal Lido a Piazzale Roma e viceversa, dal Lido alla stazione, qui c'è una stretta, cioè il numero di corse viene diradato in maniera significativa, anche perché, come abbiamo detto più volte in questi giorni, la scorsa settimana ad esempio anche negli orari di giornata in piena attività, diciamo, alcune corse avevano fatto gli operatori una statistica così volante, le corse avevano mediamente un'occupazione di 10 passeggeri, non di più, per cui si è pensato in ottemperanza a quello che ha richiesto la Regione di fare questo ulteriore passaggio. Una prima stretta c'era già stata, ora ce n'è un'altra più importante da martedì, proprio perché, come abbiamo più volte ricordato, le prossime giornate saranno le giornate clou anche per quanto riguarda il piccolo rischio di contagio, quindi anche diradare le corse, fatto salvo, ripetiamo, i collegamenti per esempio con l'ospedale civile di linea, fatto salvo i collegamenti tra le isole e il centro storico, diradare la frequenza significa anche incentivare le persone a stare a casa oppure a muoversi per lo stretto necessario. Si confida, ecco, anche lo stesso discorso vale per la linea di feribotto, cioè la nave traghetto che collega il Lido al Tronchetto. Anche in questo caso ci saranno meno corse, anche se la tratta non verrà ovviamente invariata, perché il Lido del Tronchetto la fermata è una sola, però le corse saranno inferiori, anche perché, lo ricordiamo, anche tutti i piccoli negozi sono chiusi, i bar sono chiusi, quindi c'è anche un bisogno minore per quanto riguarda certo. Gli approvvigionamenti per le attività commerciali che non sono quelle di stretta necessità. Bene, bene, grazie a Lorenzo Maira, abbiamo fatto vedere prima, lo facciamo rivedere, questo è i cartelli che si trovano ovviamente agli imbarcaderi, non solo, alle fermate, emergenza Covid-19, mantiene la distanza di almeno 1 metro dagli altri passeggeri, anche l'inglese dovrebbe essere abbastanza chiaro da giorni, c'è evidentemente bisogno, è normale insomma, che venga affisso il cartello, insomma, speriamo che la gente lo comprenda perché la situazione insomma, come avete sentito resta preoccupante, i numeri lo stanno purtroppo a dimostrare. Grazie a Lorenzo Maira, ci risentiremo ovviamente anche domani nei prossimi giorni per altri aggiornamenti da Venezia. Grazie e buonasera Lorenzo. Grazie a voi, buonasera. Allora, c'è la pubblicità? Mi state chiamando alla pubblicità, è così? Datemi. Benissimo, allora la pubblicità e poi andremo a Padova, vediamo altre immagini con la protezione civile in campo appunto per avvisare la gente di restare a casa. Rieccoci in diretta, allora abbiamo al telefono l'assessore alla protezione civile del comune di Padova, Andrea Michalizzi. Buonasera assessore. Buonasera. Buonasera, allora le chiedo di restare in linea per qualche secondo perché faccio vedere questo video che riguarda proprio l'attività della protezione civile sull'argine a Padova, importante appunto per dare informazioni ai cittadini. Allora vediamo un attimo questo video, dura appena 1 minuto. Di salute o per gravi motivi familiari. Grazie per la vostra collaborazione.
a tutti i cittadini, in ottemperanza del decreto del Presidente del Consiglio e a tutela della salute di tutti, invitiamo i cittadini a rimanere in casa il più possibile, limitando gli spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di necessità, per motivi di salute o per gravi motivi familiari. Grazie per la vostra collaborazione. Leggete le informazioni complete sul sito del Comune di... Allora, queste sono le immagini che ci arrivano da Padova, della giornata di oggi, credo. Allora, Assessore, un'attività importante per dare informazioni ai cittadini. Certo, si vede ancora in giro della gente, non solo a Padova, abbiamo testimoniato oggi e oggi più che mai l'imperativo è quello di restare a casa, è così? Certo, ma Padova è una città che si sta comportando bene, i cittadini mano a mano stanno capendo insomma, che bisogna rimanere a casa per contrastare il virus. Certo che stiamo cambiando le abitudini in poche ore delle persone sia dal punto di vista lavorativo che sociale, quindi serve, come dire, un po' di tempo, però la città sta rispondendo bene, l'amministrazione comunale è impegnata in tutto campo, anche con la protezione civile, e in questi giorni le auto, così come avete visto sull'argine del Bacchiglione, anche nei quartieri, hanno diffuso quel messaggio alla cittadinanza. È il messaggio che vedono già nelle TV, ma è come dire un rafforzativo per far capire che stiamo vivendo giornate, settimane di emergenza e che il modo migliore per uscire il prima possibile da questa situazione è quella di essere responsabili, rimanere a casa e muoverci solo se indispensabile. Il grande dibattito che si fa un po' sui social in questi giorni è appunto questa l'interpretazione di quel passaggio che dice sì, si può uscire per la passeggiata, basta restare in distanze di sicurezza, evitare assembramenti, però per esempio il sindaco di Treviso oggi, Mario Conte, che era stufo di vedere gente che comunque approfittando di questa situazione si riversava lungo la Restera, ha detto chiederò al Presidente dell'ANCI nazionale di chiedere al governo di togliere o di modificare quella norma, perché quella norma in particolare come dire, lascia spazio, come dire, alla decisione di qualche cittadino, certo, di uscire comunque, quando sarebbe meglio evitarlo. Credo che al di là di ogni interpretazione il messaggio si sia capito. Qui bisogna evitare i contatti con le persone perché tutti abbiamo capito come il virus si trasmette. Io posso capire che c'è, come dire, la voglia anche di uscire un po' di casa, di fare due passi, uno dice anche se sono da solo non succede niente, non comprometto, però se affolliamo o addensiamo di persone alcuni posti, ecco che il lavoro di tanti medici, tanti volontari e di tutte le strutture che stanno sostenendo questa lotta al virus diventa difficile. Quindi al di là di ogni interpretazione il messaggio è chiaro. Evitiamo i contatti con le persone, questo è fondamentale per evitare la trasmissione del virus. È un gioco di squadra che dobbiamo fare tutti per il bene delle nostre comunità. Senta, oggi il governatore Zaia ha parlato del famoso piano di emergenza, la creazione di 11 come dire, hospice dedicati alla Covid-19, questo nella ipotesi peggiore, insomma, che arrivi la tempesta preannunciata dai modelli matematici. Insomma, ci aspettano giorni difficili? Beh, su questo è importante ascoltare quello che dice la comunità scientifica. Io sono rimasto un po' interdetto quando ho assistito a una sorta di alternanza di esternazioni da parte del governatore. Ora vedo che si è invece indirizzato in questa soluzione, credo sia giusto. È importante che tutte le istituzioni collaborino in un'unica direzione. Bene, grazie. Allora, grazie all'assessore alla protezione civile di Padova, Andrea Michalizzi, e continuate il vostro lavoro di informazione, insomma, di sentinelle sul territorio, ma anche appunto di rete
direte con la società certo. civile, perché voi siete il collegamento insomma proprio con queste persone, con la gente, con i cittadini di Padova che in questi giorni... C'è un'importante rete di volontari che voglio ringraziare oggi a certo. nome di tutta la città di Padova e penso a nome di tutti, che si sta mobilitando. Penso a chi si è attivato nella telefonata amica, a sentire le persone sole a casa, a chi si sta attivando e anche a tanti commercianti che hanno attivato la spesa a domicilio. Ecco, è una comunità che deve reagire. Noi dobbiamo fare leva proprio su questi comportamenti virtuosi, evitare i contatti, darci una mano e affidarsi a quello che la comunità scientifica in questo momento ci sta dicendo. È molto importante che tutti rimaniamo uniti in questa direzione. Bene, bene, grazie. Allora, grazie all'assessore Andrea Michalizzi, buon lavoro e buona serata. A voi, grazie. Grazie davvero. Dunque, domani peraltro lo ha annunciato oggi Zaia, verrà insomma, spiegato come si metterà in atto concretamente il famoso progetto del tamponamento a campione per individuare quanti più asintomatici soprattutto possibili. È quel progetto appunto che ha di cui ho parlato ieri, il tamponamento on the road cosiddetto, con l'obiettivo di di fornire maggiori informazioni, maggiore attenzione a chi potrebbe aumentare il contagio, perché i modelli matematici, lo ha detto oggi, così come sono preoccupanti, e li aveva già annunciati, lo ricorderete, qualche giorno fa, strigliando un po' i veneti e annunciando che se non si fossero seguite le regole al 15 di aprile c'era il famoso spettro dei 2 milioni di contagiati. In questi giorni si è visto, l'abbiamo visto anche nei nostri servizi, la ricezione del messaggio è arrivata, perché queste piazze deserte in città anche alla sera lo stanno a dimostrare, ma c'è ancora molto da fare. Ricordo che i tamponi in Veneto realizzati sono oltre 32.000, abbiamo prima il dato, lo recupero fra poco, è davvero un numero record mondiale, 32.200 qualcosa, adesso lo recupererò subito, eccolo qui. Il numero dei tamponi effettuati in Veneto, 32.996, sostanzialmente 33.000 tamponi. Torniamo invece a parlare di voi, perché anche voi siete protagonisti, ovviamente stando nelle vostre case, cercando di far passare questi giorni in qualche modo, chi appunto con lo smart working, chi con le lezioni telematiche laddove è possibile, e poi c'è che appunto chi cerca di passare un po' il tempo, e si passa il tempo anche pensando al dopo, a quegli arcobaleni che continuano a così nascere, pensando a quando si rinascerà, insomma si tornerà alla vita normale. È quel motto "andrà tutto bene" che è diventato un po' il motto italiano di chi resta in casa con la resilienza come unica arma. Allora, abbiamo visto nel corso dell'edizione straordinaria di oggi e anche nel telegiornale di Treviso una parte di questi messaggi, che sono tantissimi arrivati in redazione. Vi abbiamo chiesto, e fra poco rivedremo anche il cartello con i riferimenti, vi abbiamo chiesto di mandarci i vostri video, le vostre foto. Allora vediamo ancora foto e video di voi da casa, da tutto il Veneto, con il vostro messaggio "andrà tutto bene".
andrà tutto bene ed è importante il sorriso di questi bimbi, è importante il seguire le regole, è importante anche quello che poi viene fatto dalla regione, viene predisposto dalla regione. Facciamo rivedere allora il cartello di andrà tutto bene, quindi mandateci le vostre foto e video, stanno arrivando tantissime. Volevo solo dire alle persone che stanno continuando a mandare i video al numero WhatsApp 351 175 5340 e alla redazione @antena3.it se volete scrivere una mail. Si possono mandare per mail ovviamente anche le foto e i video, basta che non siano molto pesanti come si suol dire. Ci stanno arrivando tantissime immagini, quindi confezioneremo giorno per giorno più di un servizio nel quale mostreremo le vostre immagini, perché sono davvero davvero tantissime. Allora, chi può stando a casa come dire, combatte il virus così, chi può combatte il virus seguendo le regole, restando a casa e muovendosi soltanto per motivi sanitari, per lavoro e per fare la spesa, ma quando si fa la spesa lo si faccia uno per volta e possibilmente una volta a settimana, e lo si combatte il virus, abbiamo detto, con due armi, le due armi che ha messo sul piatto la Regione del Veneto, cioè le strutture che diventeranno strutture Covid-19, quindi ospedali che diventeranno strutture per curare i malati gravi di coronavirus nel momento in cui appunto il picco sarà massimo e quindi ci sarà la necessità di dover utilizzare degli ospedali dedicati. Ricordo anche che il governatore Zaia ha detto che non sono previsti capannoni o strutture provvisorie, perché quello sarà l'estrema ratio, e quindi l'idea ovviamente fino all'ultimo è quella di curare ovviamente le persone negli ospedali. Ma la seconda arma della Regione è il cosiddetto tampone on the road, che domani verrà presentato nel dettaglio e verrà realizzato con il supporto di microbiologia dell'Università di Padova, guidata dal professor Crisanti, che ha all'attivo il successo ovviamente della mappatura con i test a tutti gli abitanti di Vo, dove il contagio, lo sappiamo, si è fermato. Nel frattempo abbiamo parlato oggi anche dell'altro fronte, quello economico, e chi ha seguito il telegiornale di Treviso ha sentito le parole del sottosegretario all'economia e alle finanze Pierpaolo Baretta, che commentava insomma quelli che sono i passaggi, la bozza, i 113 articoli del decreto famiglie e imprese, che in questi momenti è al vaglio del Consiglio dei Ministri, con tante soluzioni, appunto le abbiamo sentite poco fa dal sottosegretario Baretta, e un po' le soluzioni insomma di cui si era parlato nei giorni scorsi, ma che cominciano ad avere quindi una concretezza. Direi a questo punto di vedere se è possibile, vediamo di fare un altro aggiornamento che riguarda il decreto appunto di cui stavamo parlando, di cui ha parlato anche il sottosegretario Baretta. I vari passaggi ovviamente sono stati diversi, uno in particolare riguarda le strutture private, e cioè la possibilità di utilizzare ovviamente la possibilità di utilizzare strutture, ma anche personale delle cliniche private, delle strutture private, per poter dare supporto alle strutture pubbliche, e poi ovviamente saranno evidentemente indennizzate dallo Stato nel momento successivo. Ecco, questo è un altro elemento importante che riguarda la nuova bozza del decreto legge, ancora suscettibile di modifiche,
e cioè che gli atti del commissario per l'emergenza sanitaria coronavirus sono sottratti al controllo della Corte dei Conti e sono immediatamente, definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori non appena posti in essere. Questo per dare maggiore velocità di esecuzione alle varie azioni. La responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere. Il commissario è autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento immediato o anticipato delle forniture anche senza garanzia. Sono tutti i passaggi del bozza del decreto che consta, almeno nella sua forma di bozza, di ben 113 articoli, quindi potete ben pensare il dibattito che c'è su questo, insomma, quando dovrà essere varato definitivamente punto per punto. C'è anche la possibilità, l'avevamo detto, annunciato, insomma se ne era parlato nei giorni scorsi, anche di requisire hotel e strutture alberghiere per chi è in isolamento se dovesse essere necessario. Facciamo vedere le immagini del conto corrente. A proposito di conti correnti di cui parlava la Corte dei Conti, ma questo non è il nostro caso, i riferimenti per donare, per dare un vostro contributo dal privato, insomma, che può dare quello che può dare all'azienda oppure all'impresa, al gruppo di imprese, insomma chiunque possa aiutare quelle che sono le ULSS, evidentemente le strutture sanitarie, lo può fare seguendo questi criteri e questi riferimenti IBAN e causale. È molto importante riuscire ad avere il maggior numero di risorse possibili per combattere quella che è l'emergenza del coronavirus, del Covid-19. Ormai fra una settimana, fra meno di una settimana sarà un mese dall'inizio, da quel venerdì 21 febbraio in cui ricorderete iniziò anche quella che è stata che continua questa narrazione quotidiana in edizione straordinaria dell'emergenza. Ricorderete quella sera, quella prima edizione straordinaria a cui sono seguite tutte quelle fino ad ora e che continueranno, i primi due casi di contagio purtroppo poi, come sappiamo, entrambi deceduti. Il primo, Adriano Trevisanga, è stata la vittima numero 1 del coronavirus, mentre il suo compagno, diciamo, di partite a carte e di bocce è morto diverse settimane dopo, qualche giorno fa. Non so, fatemi cenno se siamo in chiusura, giusto per avere un'idea se ho la possibilità di mandare qualche altro servizio. Un minuto, allora direi che allora siamo davvero in chiusura. Vi ricordo l'appuntamento da domani mattina dalle 11:30. Alle 11:30 ci ricollegheremo con i nostri inviati della sede di Venezia, quindi andremo ovviamente a Marghera perché saremo in attesa del punto stampa ormai giornaliero del governatore del Veneto Luca Zaia, insieme come sempre all'assessore regionale alla sanità Emanuele Lanzarin e all'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, e allora domani scopriremo com'è il programma di intervento per il cosiddetto tampone on the road, il tampone a campione, e capiremo poi anche e soprattutto avremo la forma definitiva, a meno di ulteriori slittamenti del Consiglio dei Ministri, avremo la forma definitiva del cosiddetto decreto famiglie e imprese, e quindi potremo anche ragionare sulle misure che verranno varate per famiglie e imprese, il congedo parentale, il bonus per le babysitter, la cassa integrazione, le tante misure di cui abbiamo parlato oggi, di cui ci ha parlato anche il sottosegretario Baretta poco più di un'ora fa. È davvero tutto, allora si conclude questa edizione straordinaria iniziata questa mattina alle 10:30 e domani ripartiamo alle 11:30 sempre su Antena 3. Grazie per averci seguito, arrivederci.